Posso anche non entrare mai più allo stadio, però Presidente, vi supplico e credetemi, lo giuro su mia figlia, io quelle persone, quegli animali non li conoscevo e non lo facevo e mio padre mi ha insegnato l'educazione, non potevo mai fare una cosa contro di lei, perché lei è uno dei più grandi presidenti della storia del calcio, perché si sta dimostrando, e se io qualche volta l'ho criticato sempre positivamente, cioè nel senso che critiche costruttive, perché io volevo vincere, volevo un giocatore un poco più forte, ma mai offese, anzi ho preso un sacco di volte le parti vostre. Comunque se lei mi crede, se non mi crede pazienza. Dedicatemi 30 secondi eventualmente un incontro, però ve lo sto dicendo faccia e faccia. Poi fate voi. Adesso sto fuori dallo stadio fino alle 8:30 e poi me ne vado a casa. Comunque poi andrò a Torino, a altre parti del mondo, perché io sono nato per il Napoli e vivo per il Napoli. Forza Napoli, forza ragazzi. Grazie Maui. Spero che la situazione possa risolversi ovviamente per il nostro Maui, speriamo che vada tutto bene.